qua, e quindi faremo questo convegno che, se non va dimenticato, è del 65esimo. Allora è nel 65esimo anniversario di questo capolavoro del SICA. Noi abbiamo realizzato anche un piccolo video, se ci sarà il tempo dopo lo mostreremo. Allora, con l'aumento dei ciclisti, di cui tutti quanti siamo consapevoli, sostanzialmente c'è l'aumento parallelamente all'aumento dei ciclisti c'è l'aumento dei furti. Allora, il tema è se a questo aumento che è fisiologico dobbiamo in qualche modo rassegnarci. Non è possibile rassegnarsi a questo fatto, perché è vero che in qualche modo questo fenomeno, dopo legato è persino può diventare un indicatore di ciclabilità, però è altrettanto vero che, pur consapevoli del fatto che i ladri non si possono completamente fermare, che il problema del furto è un problema che riguarda tutta Europa, non soltanto certamente l'Italia, quantomeno va contrastato, va gestito, va fronteggiato. Ecco, quello è quello che noi chiediamo di fare avanti. I furti ci complicano la vita e ci prendono anche molto, c'era questa, incidono molto sulla vita personale di chi usa la bicicletta. Tutti noi, quando sono stati derubati, perché tutti quelli che usano la bicicletta prima o poi vengono derubati, l'abbiamo sentito con una violenza molto grave, a cui si reagisce nei modi più strani. Questa persona dichiara che rubare, non so se si vede, è peccato mortale, invece ci sono altri che dicono che si riferiscono ai ladri in modo più laico. Andando avanti, il furto, come si diceva, ha delle conseguenze molto negative in genere sulla ciclabilità. Evidentemente c'è un danno economico molto grave, e di questo si parlerà Confindustria. Grazie molto di essere qua. Ovviamente per noi il furto, diceva Cecilia dell'amico giornalista che chiede il catorcio più o meno funzionante, il catorcio più o meno funzionante, che è quello che si serve per sfuggire i furti, è un catorcio normalmente sprovvisto di luci, con dei freni di vecchio tipo e incerti, ha le ruote un po' sbilenche, sicuramente non modifica e non migliora la nostra sicurezza, quindi c'è un riflesso negativo anche da questo punto di vista. C'è un riflesso anche che a noi pare di dover sottolineare, che è sull'immagine del ciclista urbano. Ora, chi va in bicicletta non può essere continuamente considerato. C'è questa idea che la bicicletta venga scelta per povertà, solo per povertà. Sappiamo bene che non è vero, però l'immagine di questi professionisti che vanno su biciclette arrugginite non ci aiuta. E poi c'è la questione più significativa, c'è il tema dell'abbandono. Il pluriderubato lascia la bicicletta e torna all'altro, si muove diversamente. Quindi incide anche il furto sulla vita della città, nel senso che chi promuove politiche di mobilità sostenibile poi viene colpito da questo fenomeno. Avanti. Bene, quindi chi vuole promuovere la bicicletta, la mobilità sostenibile, deve per forza, uno degli obiettivi che noi poniamo con forza per questa iniziativa, deve anche porsi il problema di come contrastare / gestire il tema dei furti. Da questo punto di vista mancano dati e mancano anche strategie condivise, nel senso che ogni comune, piccolo o grande che sia, quando si muove con strategia affrontando questo tema, lo fa ricorrendo a pratiche che si vengono autoreferenziali, avanti. La nostra iniziativa parte dal fatto che bisogna dare i primi responsabili, o tra i primi responsabili del problema ci sono i ciclisti, quelli che considerano in modo poco significativo le cose che devono fare loro per proteggersi dai ladri, e abbiamo fatto questo pieghevole l'abbiamo edito ormai in 60.000 copie, ma sarà di più, è disponibile anche qua, e può essere ceduto senza diritti, senza anche la parte pubblicitaria. Gli sponsor che ci hanno aiutato in questa fase, dopo che ringrazieremo, ma può essere ceduto a chiunque ne faccia richiesta. Diamo il PDF che poi potrà aggiustare come crede, magari citando Fiat, ma potrà usarlo come crede, quindi è un'offerta che noi facciamo a tutti i comuni, alle persone che intendono utilizzarlo. Poi la nostra indagine, per tentare di capire come funziona il tema dei furti, passa attraverso i prefetti, quante denunce avete ricevuto nel 2012, attraverso i cittadini, quante volte sei stato derubato e quante volte hai denunciato,
e attraverso i comuni capoluoghi di provincia, perché non potevamo scendere a livelli diversi, cosa state facendo per contrastare il fumo. Andiamo avanti. Finalmente la nostra iniziativa prevede questo convegno che ha l'ambizione di condividere i dati che abbiamo raccolto, vedremo, e soprattutto vorrebbe iniziare a definire delle linee guida condivise che poi possono diventare, grazie anche e soprattutto alla disponibilità di ANSI del Ministero che sono state dichiarate ieri l'altro in conferenza stampa, possono diventare delle linee guida condivise per redigere i piani di contrasto del furto. L'obiettivo è arrivare qua. I prefetti, noi abbiamo scritto a 118 prefetti, tanti quanti sono i prefetti capoluoghi di provincia, e avevo chiesto ai prefetti quante denunce avete ricevuto nel corso del 2012 con riferimento alla vostra città, non alla vostra provincia, alla vostra città, quindi la città capoluogo. Hanno risposto 60 prefetti. Per noi questo è un risultato, perché il prefetto tutto sommato non è tenuto, naturalmente come tutti i pubblici dipendenti, è tenuto a rispondere, però il dato sulla bicicletta non è un dato scontato, perché la bicicletta non è oggetto di censimento specifico da parte dei database del Ministero, sicché diciamo, bisogna scartabellare delle denunce e finalmente individuare dare queste risposte. Hanno risposto dicendo: mi dispiace, non abbiamo dati, non riusciamo a darvi dati. 14 prefetti, quelli delle città che sono scritti a destra e diciamo i cerchietti verdi sulla cartina. Invece ci hanno risposto mandandoci corposi dati 46 prefetti, che sono quelli delle città che vedete elencate a sinistra e disegnate con il cerchietto rosso. Quindi una buona copertura, il 50% dei prefetti grosso modo ha risposto fornendo dei dati, e questa è una cosa di cui a questi dipendenti pubblici, questi rappresentanti dello Stato ne sono molto avanti. Cosa ci hanno risposto i prefetti? Tutti i dati naturalmente ci ucciderebbero, quindi non possiamo dirlo, però questi sono i dati che ci hanno presentato. Vedete, c'è una colonna che è doppia la tabella, una colonna che è la popolazione, una colonna è il numero di denunce e questa colonna è il numero la popolazione diviso il numero di denunce. Questa ovviamente è un'operazione che abbiamo fatto noi. E ci sono dei dati curiosi che sono, per esempio, che in città dove la bicicletta è molto sentita, Bolzano, c'è una denuncia, stiamo parlando di denunce, non di furti, ogni 90 abitanti. Se andiamo a Ferrara ne troviamo 91, quindi una gara diciamo sul filo di lana. Andiamo avanti, troviamo altre città, c'è Parma 156, vedete qua sotto Padova 159, diventa una classifica, Fermo 197, conosco poco quella realtà. In compenso abbiamo il prefetto di Reggio Calabria dall'altra parte che denuncia nel 2012 di aver ricevuto una denuncia. Ora, o Reggio Calabria è un luogo molto sicuro per i ciclisti, oppure evidentemente di biciclette ne circolano poco a Reggio Calabria, però è un dato questo significativo. Quindi c'è una denuncia ogni 180.000 abitanti. Andiamo avanti, vedete Avellino, vedete qua Macerata, eccetera, si potrebbe continuare. Quindi che cosa significa? Significa che con riferimento all'anno 2012, su una popolazione che i prefetti delle città, il residente delle città amministrate da questi prefetti, che è di 5.500.000 cittadini, sono state presentate queste denunce e arriviamo al dato che c'è una denuncia ogni 406 abitanti, media nazionale di questi ovviamente, questo non è un campione casuale, eccetera, però sono un campione di 5 milioni di persone, non si può dire che sia nulla. Ma cosa succede se noi elenchiamo diversamente? Per esempio, se prendiamo il nord e prendiamo soltanto i prefetti del nord, quindi delle 23 città del nord che hanno risposto, e quelle lì, ecco che abbiamo una popolazione evidentemente diversa, ma abbiamo una denuncia del nord ogni 251 abitanti, il fatto che comincia a diventare più significativo. Se andiamo nel nord-est, più Emilia, che è l'area che Confindustria dice essere quella nella quale si vendono 4,6 biciclette per 100 abitanti, quindi come in Germania, sostanzialmente, la nostra Germania, ebbene lì le denunce scendono a 1 ogni 226 abitanti. Se procediamo e andiamo
Emilia, perché qua si vede, lì no, a Bari, scusa ancora, il Trentino attuale e Sede Emilia abbiamo che le denunce scendono a una ogni 199, una ogni 143 abitanti, quindi diventa un fatto davvero significativo, perché stiamo parlando di abitanti, ma poi vedremo che abitanti non coincide con ciclisti, perché la popolazione dei ciclisti è ben altra cosa rispetto agli abitanti, e che denunce non coincide purtroppo con furti. Quindi abbiamo questa realtà che è pubblicata anche nei comunicati chiaramente. Noi chiediamo che cosa al governo? Intanto chiediamo un censimento particolare delle biciclette, è una richiesta che evidentemente nasce, credo condivisa da tutti, e segnaliamo anche il fatto che questo tipo di indagine riferita ai prefetti, con tutti i limiti che a cui questa indagine può essere riferita, comunque dichiara che a Verona, città, abbiamo qui con noi anche il comandante della polizia locale di Verona, dottor Altamura, che a Verona ci sono state 600 denunce nel 2010, 864 nel 2012, ecco, c'è un aumento a Verona in 2 anni del 41% delle denunce, stiamo parlando di denunce. Quindi indagare sui prefetti, quindi su dati certi, è un fatto che può portare, fuoco, alimentare le nostre indagini e anche arricchirle. Quindi speriamo che la prossima edizione di questo convegno, invece di 60 prefetti, siano almeno 90, ci siano città importanti come Verona, ma qui in questo caso abbiamo avuto Bologna, abbiamo avuto Firenze, insomma, abbiamo avuto Croceno, una grossa città. Allora la domanda è: il numero di denunce è uguale al numero di furti? Tutti qui sappiamo che non è vero, e allora abbiamo fatto il questionario ai ciclisti, e come è stato fatto il questionario ai ciclisti? È stato mandato, distribuito il 22 settembre, la nostra giornata della mobilità sostenibile, è stato distribuito con i nostri giornali, distribuito nelle nostre iniziative, e alla fine hanno risposto a questo questionario 4.000, un campione di 4.000 ciclisti sparpagliati un po' su tutto il territorio nazionale. Abbiamo un bel campione da Palermo, abbiamo molti in giro, con dei dati, devo dire, un campione importante, ma certamente un campione molto disomogeneo, che ha dato dei risultati, insomma, siccome noi non li variamo per questa serietà che vogliamo mantenere, ha dato questi dati che sono molto contraddittori. Apparentemente a Bologna denuncia il furto il 50% degli abitanti, insomma, non ci crediamo. Da un'indagine che è stata fatta dall'Alta Babele di Bologna, che l'ha fatta però centrandola soprattutto sugli studenti universitari, emerge che a denunciare il furto è il 12-16%. Sicuramente sono dati questi che dovranno essere rivisti. A Firenze il compenso abbiamo il 10%, a Milano il 22%, a Udine il 21%, eccetera. Ma la media di questo campione di 44.000 ciclisti dice il 41%. 41% noi, per la nostra esperienza diretta che abbiamo, è decisamente un dato molto alto. Però lo vogliamo prendere per buono questo dato. Perché lo vogliamo prendere per buono? Perché lo giustifichiamo anche perché questi questionari hanno girato in un ambiente Fiat, e per noi denunciare il furto, ce lo stiamo dicendo da molto tempo, è un dovere, quindi è possibile che le persone che hanno risposto al questionario siano state molto condizionate da questo. Ma se noi prendiamo comunque per buono che il 60%, con questo risultato sorprendente, che il 60% dei furti non viene denunciato, ebbene il dato dei prefetti, che invece è un dato oggettivo, dovrebbe essere grosso modo moltiplicato per 2, almeno per 2, diciamo così. Quindi arriviamo ad avere una denuncia ogni 200 abitanti, un furto, scusate, ogni 200 abitanti circa nei luoghi, nelle amministrazioni che hanno risposto, e circa uno ogni 120 abitanti scendiamo nelle città invece del nord, in quei raggruppamenti diversi che abbiamo fatto. Sono evidentemente questi tentativi di interpretare questi dati, sapendo che però questi 120 abitanti non sono i ciclisti, perché i 120 abitanti i ciclisti sono molto di meno, e dipenderà, se sono molto di meno, dalla partizione totale degli spostamenti quotidiani. A Milano gli spostamenti quotidiani di bicicletta sono il 3,8%, a Bolzano arriviamo al 29% e a Ferrara al 29%, quindi evidentemente la popolazione dei ciclisti qui sarà più ampia, qui la popolazione dei ciclisti, quindi la persecuzione che c'è nei confronti di una minoranza virtuosa è
è molto più grave, molto più urgente. Andiamo avanti. Ora, ovviamente noi abbiamo inteso anche essere propositivi e le richieste che abbiamo fatto ai prefetti, ai comuni, vanno in questo senso. E abbiamo chiesto ai comuni quali azioni, fra quelle che noi pensiamo, quelle minime di contrasto del furto, quali sono le azioni che possono essere, che sono state effettivamente intraprese. Vediamo. Allora, chi ha risposto? Purtroppo hanno risposto pochi comuni, 27 su 118. Anche questo è un segnale. È un segnale forse di superlavoro da parte dei comuni, ma è anche un segnale di disattenzione che noi dobbiamo marcare, e questo segnale di disattenzione speriamo, cioè, questo convegno serva a dire che nella sua prossima edizione, tra un paio d'anni, speriamo che il numero di comuni, anche perché la bicicletta nel frattempo sarà cresciuta, perché noi siamo all'avanguardia, quindi come diceva Cecilia, che noi anticipiamo i tempi. E allora io penso che il numero di comuni che si aiuterà in questa indagine sarà maggiore. Chi ha risposto? Hanno risposto questi comuni. Eccoli qua. Questi comuni sono quelli che hanno risposto, e grazie molte alle amministrazioni di questi comuni. Se clicchi ancora, questi sono quelli di cui avevamo, questi in rosso, di cui avevamo anche i dati dei prefetti. Quindi abbiamo potuto incrociare, diciamo, anche queste situazioni. Noi andando avanti, la prima domanda che abbiamo fatto ai sindaci e ai comuni è: avete dati aggiornati sulla partizione modale degli spostamenti? Perché se non ci sono questi dati aggiornati, praticamente non si riesce a fare un confronto, non si riescono a interpretare i dati. Evidentemente a Reggio Calabria con una denuncia, ma se non sappiamo quanti sono, lo intuiamo, quanti sono le biciclette in circolazione, non ci serve. Quindi il dato aggiornato è un fatto importante. Bene, 18 su 27 hanno dati aggiornati, più o meno aggiornati, raccolti con, diciamo, modalità diverse, non soltanto con le indagini a campione telefoniche come noi auspichiamo, ma sono dati aggiornati, e questo è un primo risultato. Secondo, avete preparato un piano di contrasto del furto? È una domanda, è una premessa. Ebbene, di 27 città, soltanto 6 hanno pensato di elaborare un piano, e questo è un dato molto significativo, perché viene trascurato il fatto che incidere a fronteggiare il furto è come promuovere la ciclabilità, la mobilità sostenibile. Ancora, avete istituito l'ufficio biciclette? È una domanda di premessa per noi. L'ufficio biciclette è il centro dell'ufficio biciclette, che si chiami così o altro, poco importa, ma l'ufficio biciclette è quello che raccorda le varie iniziative che sono intraprese dai comuni. Ebbene, l'ufficio biciclette c'è in 17 città sì e in 10 no, ci sono ampi spazi di miglioramento. Poi abbiamo cominciato con le domande: avete dati aggiornati sul furto? E soltanto 13 di 27 città hanno risposto positivamente. Avete un piano dei parcheggi? Perché evidentemente il piano dei parcheggi è una cosa importante, perché si tratta di capire quali sono gli attrattori, offrendo sugli attrattori, origine e destinazione degli attrattori più significativi, facendo delle indagini. Si tratta di offrire modi seri, diciamo, adeguati di parcheggiare le biciclette, fatto cioè la disponibilità di parcheggio è tutt'altro che irrilevante dal punto di vista della prevenzione del furto. Soltanto 6 comuni hanno questo 21 no, non hanno affrontato questo problema. Avete adottato delle rastrelliere di qualità? Perché la rastrelliera di qualità è anche una questione, cioè non solo io devo poter agevolmente legare almeno la ruota anteriore e il telaio a qualche cosa di fisso. E poi c'è anche una questione di immagine del ciclista, non si capisce perché le persone che si muovono in bicicletta debbano chinarsi e maneggiare, toccare parti di rastrelliere coperte di pipì e sporche di cartacee, non hanno fatto assolutamente. Quindi rastrelliere adeguate, queste sono quelle modello Verona, ma sono adeguate anche le rastrelliere adulte, a duro rovesciato, insomma, rastrelliere che consentano una rastrelliera come questa, grosso modo costa 100 euro a posto. Soltanto non tutte le città hanno questa scelta per la cosa. Nelle vostre stazioni ci sono dei parcheggi custoditi? Abbiamo chiesto anche quanti posti e con che orari, però grosso modo il numero di città che ha i parcheggi custoditi sono 12
e quindi invece non hanno nessun tipo di parcheggio custodito, quindi questo è un fatto significativo. Avete favorito l'installazione di rastrelliere da parte dei commercianti, nel senso che i commercianti devono poter esporre, come il Comune di Genova ha una esperienza di questo tipo, consente l'esposizione della rastrelliera quando ovviamente ci sia lo spazio, eccetera, senza far pagare il plateatico al commerciante. Questa è un'iniziativa molto positiva, perché significa che tutte le volte che io vado a fare la spesa con la bicicletta trovo modo di metterla per bene, di legarla per bene. Favorite, d'accordo con i datori di lavoro e con le scuole, eccetera, il parcheggio all'interno dei cortili scolastici, eccetera. Soltanto 10 e permanentemente, quasi esclusivamente con le scuole. Fa eccezione la città di Bolzano. A Bolzano tutti i posti di lavoro hanno diciamo, libero accesso alle biciclette e ci sono rastrelliere davanti a tutti i negozi, insomma, sostanzialmente. Ebbene, soltanto 10 scuole, 10 città hanno preso questi accordi e 17 no. In un momento in cui questa è una scuola qua di Paullo, mi pare, Paullo, invece in queste scuole, in alcune scuole c'è addirittura l'obbligo di parcheggiare le biciclette di fuori, qualche volta sarà anche giustificato, ci saranno anche le ragioni, certamente è significativo il fatto, questo dato. Avanti. Sono stati modificati i regolamenti edilizi in modo tale che diciamo, nei nuovi edifici sia previsto uno spazio per la rimessa comune delle biciclette, almeno il 5%, insomma, degli spazi dedicati al parcheggio, e sia incentivato la possibilità di portare le biciclette all'interno degli edifici esistenti, soltanto in 11 comuni contro 16. Avanti. La punzonatura, ci sono dei dispositivi, il Comune ha attivato un servizio di identificazione della bicicletta del proprietario. Noi siamo favorevoli alla punzonatura del codice fiscale e dopo, nel proseguo della giornata, potremo sicuramente parlarne molto, ma soltanto 13 comuni rispetto a 14 hanno scelto di identificare le biciclette, e questo è un fatto. Diciamo, si riscontra anche che i sistemi di identificazione che sono usati da questi 13 comuni sono di almeno 5 tipi diversi, e questo è il dato più preoccupante. Noi dobbiamo arrivare a proporre un unico sistema di identificazione del rapporto proprietario-bicicletta, ne troveremo uno, noi confidiamo che sia la marcatura punzonatura del codice fiscale. Dobbiamo arrivare a identificare questo, perché non ha senso che sul territorio nazionale, anche a distanza di pochi chilometri, come nel caso di Milano o qualche comune dell'Interland, ci siano sistemi di identificazione della bicicletta diversi. È ridicolo, cioè dobbiamo arrivare, non solo è ridicolo, ma dobbiamo anche scegliere se questi sistemi di identificazione, c'è una pletora. Ieri mi ha, in ritardo evidentemente preso in contropiede da qualche informazione, mi ha segnalato l'esistenza del suo sito un signore che ha inventato il registro mondiale delle biciclette, e questo signore, quando io gli ho fatto la domanda ma quante biciclette si sono iscritte a questo registro, disse 2, ma stiamo cominciando bene. Allora evidentemente qui ogni giorno c'è qualcuno che inventa un codice diverso, un sistema diverso, eccetera. Dobbiamo fermare questa cosa. Siamo ancora in tempo per dire, grazie alla disponibilità dell'ANCI, troviamo una soluzione condivisa e partiamo con quella, perché non è possibile che una opportunità come questa venga sprecata. Ripeto, noi siamo molto favorevoli al codice fiscale, dopo ne riparleremo, spero. Andiamo avanti. Sono state adottate azioni volte a favorire la denuncia. Ce n'era una molto bella che mi hanno detto essere sospesa. Chi va con una convenzione tra comune e commercianti, chi va con la denuncia in originale per evitare i furbi, può avere dai commercianti che si riuniscono per questo, può avere degli sconti significativi sull'acquisto della nuova bicicletta. È una cosa che speriamo che interessi molto anche ANCMA, perché a noi sembra un modo anche dell'industria di aiutarci a contrastare. Ebbene, soltanto 2 comuni fanno qualche cosa, anche se non è esattamente quello che intendiamo noi. Le biciclette sono pubblicate sul sito delle biciclette rubate e ritrovate, perché uno dei problemi, sapete, che i comuni sono intasati di biciclette ritrovate che
si riesce a restituire i proprietari. Vengono pubblicate sui siti queste biciclette soltanto in 5 casi. Questa è un'operazione dubbia di cui si dovrebbe discutere, perché qualche volta il fatto di trovare una bella bicicletta sul sito induce un malfattore a una persona altrettanto disonesta quanto l'altra a dire mia, dove volevo usare, ma non l'ho fatto. E quindi è una cosa da prendere con le pinze. E poi viene data indicazione di segnalare il furto anche su siti che mappano la presenza, diciamo, i ladri sul territorio di tutte le città italiane, come può essere Rubizio, come può essere la tua città, eccetera. Non lo fa praticamente nessuno, 3 su 24. Avanti. Ecco, la domanda ad oggi è una domanda per noi importante. Avete fatto qualche cosa per dire ai ciclisti: guardate che dovete legare meglio le vostre biciclette, eccetera? Questo è un esempio veronese. Qui 3 su 24. Quindi anche questo c'è una fortissima, cioè tutto sommato è un'azione conveniente da fare. Infine, avete fatto qualche cosa per contrastare la ricettazione, per contrastare la ricettazione? Ecco, soltanto 4 su 23. Bene, io adesso ho dato questi dati, spero che su questi dati poi possa esserci, e anche sulle soluzioni che sono state proposte, possa esserci dibattito, dovremmo arrivare al confronto.